Sarà fuga dalla capolista o avvicinamento alla vetta? Oggi Itria e Bulldog Capurso promettono spettacolo in un derby che dà lustro alla Puglia. Un buon pomeriggio dal Palasport Vignamarina di Fasano da parte di Gianluca Valente, pronto a raccontarvi il match valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B tra Itria e Bulldog Capurso. Una frase, un motivo ricorrente in questo avvio di gara tra le maglie dei giocatori dell'Itria è uno striscione che è bello visibile proprio alle spalle dei giocatori del Bulldog Capurso. Forza Bruno, siamo tutti con te, perché Bruno da Silva purtroppo in occasione del match dello scorso 5 di gennaio in casa della Polisportiva Futura ha rimediato un brutto infortunio. Per lui stagione finita con la rottura del crociato e quindi ovviamente senso di vicinanza, di appartenenza in una realtà dove Bruno praticamente è una specie di sindaco sportivo, vero e proprio deus ex machina di questa realtà, di questo movimento che sforna piccoli campioni un anno dopo l'altro. Gran parte del merito va dato al lavoro di Bruno da Silva, che oggi quindi sarà non più allenatore giocatore purtroppo per lui, ma solo tecnico di questa squadra. Lo vediamo in campo perché va a referto, ma ovviamente non sarà dalla partita. E allora andiamo a vedere chi saranno i protagonisti di questo match. Itria che si presenta con Palazzo maglia numero 1, 2 Punzi, 4 Borselli, 5 Baccaro, 6 Bruno, 8 Ricci, 9 Gabriele Semeraro, 13 Antonio Semeraro, 18 Laddomada, 20 Fed, 22 D'Aversa e con il numero 11 secondo portiere Mattia De Simone. Risponde il Bulldog Capurso guidato da Francesco Chiaffarato con Lisco maglia numero 1 con il 7 Nardacchione, 8 Garofalo, 10 Dammacco, 11 Perri, 12 Lamas, 17 Mazzei, 19 Primavera, 20 D'Alessandro, 21 Petronella, 33 Nitti, 31 Micoli. Dirigono il match Kenan Creso della sezione di Trieste, Gioachino Lattanzio della sezione di Collegno, mentre il crono sarà Agostino Fiorentino della sezione di Barletta. Vediamo la terna già pronta al centro del campo, perché prima dell'atteso match ci sarà un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Fabio Cudicini, storico portiere di Udinese, Roma, ma soprattutto Milan, detto il Ragno Nero, che ci ha lasciato nei giorni scorsi all'età di 89 anni, quindi minuto di raccoglimento di tutti i campi e lo rispettiamo anche noi. Ottima cornice di pubblico, questo atteso derby, prima contro seconda in classifica nel girone B di Serie A2 Elite. Ovviamente oggi si chiude il girone d'andata dove il Bulldog Capurso è già campione d'inverno. Ovviamente le prospettive non solo quelle di questo titolo platonico, ma anche la prospettiva immediata della griglia per quel che riguarda le 8 classificate al termine del girone d'andata che accederanno al primo turno di Coppa Italia di categoria, e poi ovviamente quello che sarà il proseguo della stagione in 2025, tutto da godere, da vivere. Si parte in questo momento, diamo uno sguardo anche a quelli che sono i quintetti iniziali di questo match. Itria che parte con Palazzo tra i pali con il numero 1, poi c'è con il numero 20 Yamul Fed, con il numero 8 Valentino Ricci. Seguiamo questa azione da parte di Fed, l'imbucata per D'Aversa non viene imbeccata dal numero 22 di casa.
Dicevamo poi a chiudere Riccardo Punzi con la maglia numero 2, risponde il Bulldog Capurso con Peppe Micoli tra i pali con il 31, con l'11 c'è Juan Perry, con il 7 c'è Juan Sebastian Nardacchione, con il 33 Marco Nitti e con la maglia numero 12 Lorenzo Lamas. Dicevamo prima contro seconda. Sono 5 punti di differenza tra le due squadre. Attenzione ancora da verso il diagonale, pallone a fondo campo. Dicevamo Capurso primo con 27 punti, Itria secondo con 22. Itria che ha già giocato nel 2025 la sua prima partita ufficiale, 4-4 rimediato lo scorso 5 di gennaio sul campo della Polisportiva Futura. Una 4-4 rimediato proprio a 2 secondi dalla fine in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Marco Rosato, oggi assente per squalifica, così come Daniel Araujo, quindi grande emergenza per l'Itria in questo match complicato anche per via della caratura dell'avversario. Mentre Capurso ha giocato la sua ultima gara nel 2024 vincendo in casa contro il New Taranto per 3-1. Nardacchione chiuso nel momento della battuta, attenzione alla ripartenza di Fed a croce, perfetto Micoli che nesca il contropiede di Perry, chiuso da Ricci, palla verso Lamas. La pressione è positiva ed efficace perché Andrea D'Aversa riesce a guadagnare anche la rimessa laterale. Oggi ci sono ben 3 2009 nella lista dell'Itria. Borselli, Gabriele Semeraro e per l'appunto Andrea D'Aversa, che ha cominciato benissimo questo avvio di gara. Eccolo protagonista della pressione su Nardacchione che adesso alleggerisce in fallo laterale. Ricci alla battuta, palla per Yabul Fed. D'Aversa, eccolo il talentino in maglia numero 22. Bella la giocata da parte di Punzi, non ci casca Mazzei, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Ricci, D'Aversa, ancora per Ricci, di prima intenzione palla in avanti, sbagliato nella misura e anche nella potenza questo lancio, questo passaggio lungo l'asse di sinistra. Si vanno a parlare i due. Lamas per il Bulldog Capurso. Giornata che si gioca in contemporanea, vista l'assegnazione di punti per quella che sarà la griglia in prospettiva Coppa Italia, e quindi Academy Pescara Città di Melilli, Itria Bulldog Capurso, New Taranto Lazio, Roma Defender Giovinazzo, Ternana Polisportiva Futura e Tombese Ortona Cusmolise sono le gare previste tutte alle ore 15. Turno di riposo per il Mascalucia, classifica che vede per l'appunto il Capurso Acquosa 27, Itria 22, Taranto e Academy Pescara 19, Polisportiva Futura 18, Lazio 17, Roma, a quota 15 c'è il Città di Melilli, a 14 la Roma, 13 Cusmolise, 12 Defender Giovinazzo e Mascalucia, 8 Futsal Ternana, un punto per la Tombesi di Ortona. E quindi fatto anche un recap su quella che è la situazione alla vigilia di questo turno di campionato. Entriamo in cronaca con Lamas, palla per Perry. Scambio in orizzontale elementare fallito dall'argentino in direzione Lamas e quindi rimessa regalata all'Itria. C'è una foltissima presenza di tifosi provenienti da Capurso, con la curva alle spalle di Micoli in parte gremita. Ovviamente il primato comincia a ingolosire anche i tifosi. Perry carica il destro, ci ripensa, poi Mazzei, palla a metà strada, non ci arriva Lamas, pallone a fondo campo. Sono trascorsi 3 minuti e mezzo dall'inizio del match, sempre 0-0 tra Itria e Bulldog Capurso. Fed, la Domada, chiuso da Perry, vince il contrasto la Domada, altro giovane talento, classe 2006, ormai però per lui paradossalmente giocatore di esperienza in questo Itria. Fed, l'ex L84 sfida Mazzei, allora si va all'indietro per Punzi. Adesso è il turno di Antonio Semeraro
Con la maglia numero 13 cominciata la rotazione in casa Itria. Sale palla al piede Punzi centralmente, il tentativo, pallone altissimo, non crea problemi a Peppe Micoli. Si affrontano anche i migliori attacchi del girone. Al primo posto c'è quello del Capurso con 62 gol messi a segno. Segue quello dell'Itria con 49 reti realizzate. Peccato però che di questi 49 gol 27 li abbiano messi a segno due giocatori oggi assenti per squalifica. Nardacchione, il tentativo, respinge di piede Palazzo. Allontana poi Punzi dalle parti di Micoli, che abbandona la porta, carica il destro, ci prova, palla a fondo campo. Ovviamente c'è una motivazione extra per Peppe Micoli, ex di turno, giocatore che la scorsa stagione per gran parte delle gare di campionato è stato protagonista, poi qualche incomprensione finita. Attenzione, contropiede, palla per Nardacchione, Nardacchione, Lamas si divora il vantaggio da 0 metri. Occasionissima Bulldog Capurso al minuto numero 5 del primo tempo sull'asse Nardacchione-Lamas. Aveva fatto tutto benissimo Nardacchione, aveva servito Lamas che con Palazzo praticamente fuori causa ha spedito altissimo questo pallone. E quindi il risultato che rimane invariato, sempre 0-0. La Domada non riesce a superare Perri, ma il possesso è sempre in favore dei padroni di casa dell'Itria. La Domada all'indietro per Ricci. Va dalle parti di Semeraro. La Domada lascia sul posto l'avversario. La Domada con il piede destro Micoli. Continua ad arrivare gente al Palasport Vignamarina di Fasano. Tribuna di fronte alla nostra telecamera praticamente quasi tutta colma. Contropiede Lamas, palla per Nardacchione, perde il contrasto, ma l'arbitro aveva fatto proseguire per la regola del vantaggio. Calcio di punizione in favore del Capurso, fallo ai danni di Lamas. Perri chiede, credo, un cartellino, l'arbitro va a motivare quella che è la scelta della sua decisione. Primo fallo del match, quello commesso ai danni di Lamas. Nardacchione, Perri, scambio tra i due argentini in forza al roster di Francesco Chiaffarato. Lamas, Nardacchione, pressione in avanti da parte di D'Aversa. Adesso su Lamas, lo scarico per Nardacchione, guarda in avanti, cerca Mazzei sulla banda opposta, ma viene fermato il suo tentativo. Perri, tra le linee per Lamas, il tentativo deviato, palla in calcio d'angolo. Stesso Mattia Mazzei pronto a battere il corner per i baresi. Lamas, Perri, la palla sfiora il palo più lontano, termina fuori. D'Aversa, Ricci, cerca Punzi sulla banda sinistra, ma il numero 2 dell'Itria si proponeva invece sulla banda opposta e quindi pericolo che si smorza sul nascere per la difesa del Bulldog Capurso. Fuori Nardacchione, dentro Nicola Primavera con la maglia numero 19, ma è Lamas a gestire il pallone per gli ospiti. Si va di folate in questo avvio di match, impostazione piuttosto blanda per poi provare ad accelerare all'improvviso da una parte e dall'altra. Primavera, Perri, tra le linee per Primavera, scarica il pallone con Mazzei che gli si faceva incontro e quindi rimessa laterale in favore dell'Itria che sta per battere Yalmul Fed. Ricci, Punzi, D'Aversa anticipato da Perri, ma il pallone si allunga dalle parti di Palazzo. È partito Fed, lo vede Palazzo, capisce tutto Micoli che di testa evita guai maggiori spedendo il pallone in fallo laterale.
D'Aversa in area di rigore, ma si riparte dalle retrovie con Valentino Ricci, capitano del Itria. Scarico per Fed, pressione di Mazzei efficace. Ricci, Fed, Punzi, sale il baricentro del Capurso con Mazzei, riferimento ultimo in questa situazione di gioco. Ricci ancora cerca D'Aversa, bruciato il tempo da Mazzei, poi arriva il fallo di Ricci ai danni del 17, va a chiedere scusa al direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Bulldog Capurso, infrazione numero 2 commessa dall'Itria. Mentre Lamas ne ha approfittato per venire a parlare con Chiaffarato. Lamas, Perri, subito pressione di D'Aversa, Punzi anticipa Primavera, prova a ripartire e poi Perri sparacchia via il pallone sulle tribune del Palavigna Marina. Fed, Ricci, Punzi, la pressione di Primavera è efficace, Bulldog Capurso che guadagna una rimessa laterale. Lamas cerca incuniarsi da banda sinistra, poi il tentativo di imboccata viene chiuso da Fed. Bravo Lamas a chiudere la strada, poi a servire con il tacco Mazzei, rimette ordine alle giocate alla squadra di Chiaffarato. Problema ad uno scarpino per Lamas. Tempo che scorre inesorabile, l'Itria aspetta, arriva però anche l'intervento dell'arbitro. Che ovviamente non può consentire una staticità dell'azione e allora ha fermato il gioco per poter permettere a Lamas di sistemare lo scarpino e poi rimettere in gioco lo stesso. Mazzei supera due avversari, carica il mancino, respinto da Punzi, ancora Mazzei lotta con il 2 dell'Itria, l'imbucata, palla in mezzo, respinta da Palazzo, allontanata da Punzi che guadagna anche una rimessa laterale facendo carambolare la sfera sulle gambe del numero 17 in completo blu. Fed lo aspetta Mazzei, Fed torna sui suoi passi, apre sulla destra per Punzi. Palla deviata da Primavera al tentativo di servire D'Aversa, rimessa laterale già battuta dal 22. Punzi prova dalla distanza, pallone che non crea alcun tipo di problema a Peppe Micoli. Sono già volati via 9 minuti e 13 secondi in questo primo tempo. 0-0, ma c'è stata l'occasionissima di Lamas, fallita praticamente a 0 metri dalla porta di Palazzo su assist di Nardacchione. Lamas per Primavera, pallone leggermente arretrato rispetto alla posizione di Primavera. Non è contento di quanto visto sino ad ora. Chiaffarato chiama time out al prossimo possesso. Dentro nuovamente Semeraro che gestisce questo pallone, palla in avanti a metà strada tra la Domada e Punzi, c'è Perri. Micoli leggerisce in avanti, Lamas anticipato da Fed. Prova a incuniarsi da banda sinistra, poi il tiro completamente ciabattato termina addirittura in fallo laterale ed eccolo il time out chiamato dalla panchina del Bulldog Capurso.
Squadre tornate in campo dopo le indicazioni date da parte di Chiaffarato e Bruno. Si riprende quando siamo al 10° minuto del primo tempo. Punzi si allunga il pallone, lo perde in favore di Mazzei. Lamas si accentra, Lamas passa tra tre avversari, poi arriva Primavera. Pallone alto. In stile rugbyistico ha cercato di sfondare il muro avversario, il Bulldog Capurso. Mancata la precisione, Nicola Primavera. Per lui quest'anno 3 gol in stagione, una squadra che ha già mandato a segno ben 7 giocatori diversi. Meglio ha fatto l'Itria con 10 giocatori. La Domada lotta con Perri, sguscia via la Domada, recupera l'argentino, palla per Mazzei. Primavera di prima intenzione ancora per Mazzei. Perri, Mazzei, pressione di Fed, lo scarico errato, arriva Punzi, Punzi il diagonale, la palla fuori. Si arrabbia Chiaffarato che tira fuori Mazzei, dentro Nardacchione. Fuori Primavera, dentro Enrico D'Alessandro con il 20. A proposito di giovani talenti, altro giocatore interessantissimo, questa volta la sponda Bulldog Capurso, Nardacchione alla puntata, chiusa da Punzi. Chiama lo schema, oltre che il pallone, l'argentino. Perri. Nardacchione. Lo aspetta Punzi, sterzata, Nardacchione, cambio per D'Alessandro, tra le braccia di Palazzo. Lancia ancora Micoli, attentissimo, anticipa Nardacchione e Punzi. Altra occasionissima per il Capurso, questa volta tra i piedi di D'Alessandro. Ricci. Partito Punzi, eccolo servito, arpione il pallone, lo mette giù. Poi arriva l'uscita di Micoli. L'ultimo tocco è di Punzi, secondo il direttore di gara. E quindi rimessa in favore del Bulldog Capurso. Lamas dialoga con Perri, salendo comodamente palla al piede. Nardacchione. Perri. Lamas, Nardacchione, lo aspetta subito in pressione Semeraro. Ancora Lamas, Nardacchione per Perri, anticipa l'avversario, cambio di banda. Ma D'Alessandro non era pronto, lo rimbrotta in maniera severa Chiaffarato. Nel frattempo c'è il time out chiamato dalla panchina dell'Itria. Otto minuti 13 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Sempre 0-0 qui a Fasano tra Itria e Bulldog Capurso. In questa che è la 13ª giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone B. Ultima giornata d'andata. Itria che in casa fino ad ora non ha mai perso. 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultima casalinga è stata il 7-1 contro il Defender Giovinazzo. Capurso che invece ha rimediato le uniche 2 sconfitte stagionali proprio lontano dal Livatino, anche se l'ultima gara è stata vinta in maniera clamorosa in rimonta sul campo dell'Academy Pescara. Semeraro,
Bella la palla per Ricci, c'è spazio per la Domada. Ricci, poi il contrasto D'Aversa, il pallone fuori. Micoli con le mani, bravo D'Aversa a chiudere, il pallone destinato a Lamas. Il pubblico cerca di dare manforte ai propri beniamini in campo. Perry, Nardacchione. Il primo riferimento è Fed, impressione proprio nel cerchio di centrocampo. Arriva in supporto D'Aversa, ricordiamo classe 2009. Sino ad ora signora partita per lui. Arriva Perry dalla distanza, si immola letteralmente Fed. Una specie di coccodrillo in movimento. Nardacchione perde palla in favore di Fed, che poi perde il passo. Arriva la chiusura di Perry, allontana il pericolo Micoli. Serve Lamas di prima per D'Alessandro, bella l'idea, bravissimo anche la Domada a chiudere il tentativo di D'Alessandro. Fuori il 20, dentro con la maglia numero 10 c'è Vito Dammacco. Stagione importante per lui. Ben 6 gol messi a segno sino ad ora. La Domada prova a incuriarsi da banda sinistra, poi si aggancia con Capitan Benny Garofalo, pallone che termina a fondo campo. Primi secondi anche per il numero 8 del Bulldog Capurso. Vera e propria anima in campo e fuori della compagine guidata da Francesco Chiaffarato, Benny Garofalo. Eccolo in possesso palla, scarico per Nardacchione. Garofalo di prima per Dammacco. Ovviamente le tre assenze importantissime di Marco Rosato, Araujo e Bruno diventano un fattore anche in prospettiva gestione della rotazione per quel che riguarda l'Itria. Ne deve provare ad approfittare il Bulldog Capurso, che ha tanti giocatori che possono potenzialmente definirsi dei titolari. Altro fallo ai danni questa volta di Dammacco. Arriva la terza infrazione commessa dall'Itria. Lamas, pressione di Ricci su di lui, allora si va dalle parti di Garofalo. Ancora Lamas, Nardacchione perde il contrasto con Semeraro. Anticipo di Garofalo su D'Aversa, ancora bravissimo Semeraro con il supporto di Punzi a chiudere il tentativo offensivo di Nardacchione. Sbaglia poi Punzi, che non si intende con Ricci. Ricci chiedeva di calciare in profondità. Rimessa laterale regalata nella tre quarti campo dell'Itria. Lamas, Garofalo, Nardacchione, Garofalo, scambia con Dammacco. Lungo possesso palla da parte degli ospiti, che cercano con pazienza il varco giusto per provare a portarsi in vantaggio, ma la squadra avversaria è attentissima, prova anche a sfruttare le ripartenze. Tentativo velleitario questa volta di Antonio Semeraro. È sembrato più il tentativo di evitare guai maggiori rispetto alla volontà di impensierire Micoli. 5 minuti all'intervallo. Lamas, Garofalo, palla a metà strada, Lamas anticipa all'avversario, ancora con l'esterno per Nardacchione. Bravo Punzi in ripiegamento. Rimessa laterale in favore del Bulldog Capurso. Sono Perry e Mazzei pronti in zona cambio, mentre Bruno cammina nervosamente nell'area di competenza. Rimessa laterale che viene chiusa dalla presa sicura di Palazzo. Punzi, Fed, prova l'uscita pressing, ci riesce in qualche maniera l'Itria. Ancora Punzi, si libera di Dammacco, anche di Lamas. Bella giocata da parte di Riccardo Punzi, che serve in profondità D'Aversa. Ancora attentissimo Micoli, che poi mette il pallone in fallo laterale. Fuori D'Aversa, dentro la Domada. Punzi cerca proprio la Domada, lo trova, il tentativo al volo, pallone sbilenco, termina a fondo campo. Micoli per Garofalo, palla per Lorenzo Lamas, bomber incontrastato del girone, 26 gol
messi a segno da Nicolas Lamas. Stagione sino ad ora scintillante del numero 12 del Bulldog Capurso. Garofalo, Lamas, pressione di Punzi su di lui, allora la palla subito per Dammacco, chiuso in maniera efficace da Semeraro. Si riparte da Garofalo. Dammacco, Nardacchione, lo aspetta la Domada, prova la suolata, poi il raddoppio efficace con la deviazione di Semeraro. Si rimane nella zona mediana del campo. Garofalo per Dammacco. Sale la pressione da parte dei padroni di casa, cercano di impedire agli avversari di ragionare. Bella l'uscita adesso di Nardacchione tra due avversari, tiene ancora pressione da terra l'Nardacchione. Che giocata dall'argentino, di tacco per Dammacco, infiamma la curva di tifosi del Capurso presente qui a Fasano. Si riparte dalle retrovie con Capitana Garofalo che serve Vito Dammacco. Garofalo, apertura per Nardacchione. Dammacco, triangolazione che va a buon fine, palla che vaga al limite dell'area di rigore, l'allontana poi in qualche modo Fed. Rimane per terra Punzi, problema alla caviglia sinistra per lui. Ci auguriamo ovviamente non sia nulla di grave per Punzi. Itria che ha già fuori ben 3 giocatori, e che giocatori. Ricordiamo Marco Rosato e Araujo per squalifica, Bruno per tutta la stagione, visto la rottura del crociato rimediata la partita contro la Polisportiva Futura. È emergenza pura oggi per i padroni di casa. Punzi lascia il rettangolo di gioco per far spazio a Ricci. Subito prestare le cure, lo staff sanitario dell'Itria al numero 2. Parte Perri, tiro respinto da Fed. Nuova rimessa laterale in favore dei baresi. Ancora Perri, altra deviazione, questa volta si passa da rimessa laterale a calcio d'angolo. Nardacchione va a recuperare il pallone per battere questo corner quando mancano 2 minuti e 52 secondi all'intervallo. Risultato sempre di 0-0. Perri si coordina, pallone respinto da Palazzo, allontanato da Semeraro. Rimane in possesso palla la squadra ospite. Perri, Dammacco, lascia sul posto Ricci, ancora Dammacco a cercare Nardacchione, capisce tutto la Domada che difende dalla pressione dell'argentino. Ancora la Domada, 2 avversari, ne smarca 3, ancora la Domada, poi perde il pallone in favore di Dammacco. Rimessa laterale in favore del Capurso. Bella giocata da parte di Alessandro Ladomada. Il giro della nazionale giovanile, giocatore di enormi qualità. Perri carica il destro, ci prova, manca la precisione. Fuori Ladomada, dentro nuovamente Andrea D'Aversa. Ricordiamo classe 2009, il numero 22 a disposizione di Bruno. Ricci. Mentre riaccogliamo con piacere in campo Riccardo Punzi. Eccolo in possesso palla. Pallone depositato direttamente lungo l'out di destra e quindi rimessa laterale in favore degli avversari. Lamas. Nardacchione. Pressione di Fed, rimpallo favorisce Nardacchione, palla per Perri, cerca il cambio di banda, errato perché va dalle parti di D'Aversa il pallone, poi lo gestisce Ricci per i padroni di casa. Punzi
ancora per Valentino Ricci. D'Aversa, Ricci cerca Punzi sulla banda sinistra, ci prova in qualche maniera a tenere in vita il pallone Punzi, il pallone però terminato in fallo laterale. Ancora 95 secondi da giocare in questo primo tempo che ha vissuto di folate, non un primo tempo bellissimo dal punto di vista delle emozioni. Ovviamente la posta in palio è bella corposa, quindi c'è anche l'equilibrio del nervosismo nelle giocate che fa la differenza. Una partita dove un episodio ovviamente può stappare letteralmente la partita. Dammacco pronto a battere la rimessa per il Bulldog Capurso, all'indietro per Perry. Lamas, Nardacchione, Lamas cerca tra le linee Dammacco, lo trova, sterzata, non ci sono compagni, aspetta l'arrivo di Perry, carica il destro, ci ripensa ancora Dammacco, arriva Perry in aria, capisce tutto D'Aversa, poi allontana il pericolo Punzi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, 58 secondi per la precisione, ancora da giocare. Nardacchione per Lamas, Dammacco, ancora Lamas, Nardacchione, pressione di D'Aversa, allora si va dalle parti di Perry che anticipa l'avversario, attenzione che è un 3 contro 1, Dammacco, palla per Lamas, Lamas! È sempre lui, il bomber in maglia numero 12, a mettere il timbro anche oggi, 1-0, Bulldog Capurso. ...19 minuti, 19 secondi sul cronometro, nel finale proprio il risultato si sblocca. Finale di primo tempo ovviamente. Arriva il gol numero 27 in stagione per Lorenzo Lamas. Ha pensato non poco prima di dare a incastonare il pallone all'incrocio dei pali, ovviamente Palazzo nulla poteva fare. Superiorità numerica questa volta gestita bene da Bulldog Capurso. Lo stesso Lamas che in avvio di gara si era letteralmente divorato un gol. Attenzione, pasticciano Punzi e Palazzo, per poco non regalano un autogol agli avversari. Palla però terminata fuori dallo specchio della porta, sbaglia tutto Dammacco che colpisce la rete. Fed prova a ripartire per Litri, apertura per Ricci, c'è spazio, Ricci centra in pieno D'Aversa e si arrabbia tantissimo Chiaffarato. Perry per Lamas che calcia dalle parti di Palazzo, ma è arrivato anche in contemporanea il suono della sirena con le due squadre che vanno negli spogliatoi. Decide per il momento la rete di Lamas con il Capurso avanti 1-0. A risentirci per il secondo tempo.
Nuovamente collegati con il Palasport Vigna Marina di Fasano per seguire insieme il secondo tempo di Itria Bulldog Capurso. Si riprende dallo 0-1 firmato proprio nel finale di prima frazione da Lorenzo Lamas. Rete che consente ai padroni, agli ospiti di condurre Bulldog Capurso primo in classifica alla vigilia di questa giornata e lo rimarrà visto i 5 punti di vantaggio sulla diretta avversaria che in questo momento è proprio l'Itria. Partita che dal punto di vista del ritmo non è stata eccezionale. Ovviamente l'Itria con 3 assenze importanti, quelle di Bruno, Araujo e Marco Rosato, fa di necessità virtù, ha tenuto benissimo il campo. Bulldog Capurso che ha provato a gestire la partita, ha sfiorato il vantaggio, così come è capitato anche all'Itria, ad onore del vero, sbloccando il risultato proprio nel finale di primo tempo. E adesso comincia la ripresa con il Capurso in possesso palla. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali di questo primo tempo. Micoli, Lamas, Perri, Dammacco e Mazzei per il Bulldog Capurso. Palazzo, Punzi, Laddomada, Ricci e Semeraro per l'Itria. Un primo tempo piuttosto equilibrato, dove il Capurso ovviamente ha tenuto di più il pallino del gioco, ma ci sono state alcune ripartenze in cui l'Itria ha messo in serio pericolo la retroguardia di un attentissimo ex di turno Peppe Micoli. Occasioni avute ovviamente anche da Bulldog Capurso, ricordiamo quella clamorosa in avvio di partita da Lamas, 2 contro 0 con Nardacchione. Lamas che poi si è rifatto 41 secondi dall'intervallo, mettendo il pallone all'incrocio dei pali su un'altra ripartenza con superiorità numerica. Eccolo Lamas, servire Mazzei, palla che termina a fondo campo. Palazzo con le mani per Ricci, sbaglia un controllo semplice Antonio Semeraro e quindi rimessa consegnata agli avversari. Perri per Lamas, Dammacco, Lamas, Perri, tra le linee c'è Dammacco, bella la giocata di Mazzei che poi dimentica il pallone in favore di Ricci che prova a ripartire, si scontra con Mazzei, ancora la chiusura efficace perché Dammacco prova a recuperare il pallone, se lo allunga dalle parti di Punzi che gestisce adesso il possesso in favore dell'Itria. Laddomada, si allunga il pallone, l'ultimo tocco è di Lamas, rimessa in favore dei padroni di casa. Lo stesso Lamas chiede ai suoi di salire nel baricentro, Chiaffarato chiede ai suoi di partire forte, si allunga il pallone Punzi, rimessa laterale Capurso, Dammacco per Perri, Lamas, Dammacco lascia sul posto l'avversario, poi arriva in un secondo momento Laddomada. Dammacco alla battuta, Lamas, Dammacco, ancora per l'uruguaiano, Perri, si propone Mazzei, ma la palla è per Dammacco, bella la girata, altrettanto la risposta di Palazzo. Lamas, Perri, ancora per Lamas, di prima intenzione a cercare Dammacco, capisce tutto Ricci, ripartenza Fed che non riesce ad agganciare il pallone che scorre lentamente dalle parti di Micoli. Bulldog Capurso che riparte da Juan Perri, Dammacco, minutaggio importante per il numero 10 del Bulldog Capurso in questa gara importantissima. Itria che ha già recuperato il pallone, Semeraro, Punzi, Ricci, di prima intenzione Fed cerca Semeraro, servito involontariamente dallo stop errato di Dammacco. Ricci supera la linea di centrocampo,
Torna indietro dalle parti di Punzi, che prova a superare Mazzei, torna nuovamente, ancora un'altra girata e poi il tentativo mancino di Punzi termina lontano dallo specchio della porta. Ci sono problemi per Mazzei, gioco che si ferma. Arbitro che chiama in campo lo staff. Mazzei però si rialza e quindi lascia da solo il campo per far spazio a Marco Nitti con la maglia numero 33. Eccolo in possesso palla Nitti. Perri. Lamas, attenzione alla pressione di D'Aversa, efficace, recupera il pallone Punzi, spinta piuttosto evidente di Nitti, tutto regolare, palla in avanti per Dammacco, Dammacco! E la palla fuori. Proteste veementi da parte di tutta la panchina dell'Itria. Arriva il direttore di gara a parlare con giocatori e staff. Vediamo, coppia formata da Kenan Creso di Trieste, Gioacchino Lattanzio di Collegno, Crono e Agostino Fiorentino di Barletta. E Creso che deve parlare, calmare gli animi. La panchina dell'Itria, sembrava piuttosto evidente la spinta di Nitti, gli arbitri invece hanno deciso di far proseguire. Palazzo lancia in avanti per Fed, ottimo il controllo, ancora Fed, benissimo Micoli che poi si autolancia e sbaglia tutto, depositando il pallone in fallo laterale. Si becca i fischi della sua ex tifoseria, chiede scusa ai compagni. Rimessa Itria, in cui si incarica Riccardo Punzi. Semeraro, Punzi, Fed, lo ferma momentaneamente Perri. Punzi, Fed, perde il contrasto con Perri, ma ancora una volta il pallone termina oltre il rettangolo di gioco. Punzi, Fed, sale il baricentro del Capurso, cercare di impedire un'uscita comoda all'avversario che però ci riesce benissimo, poi sbaglia tutto Semeraro, ancora Micoli in avanti per Dammacco che ha spazio, Dammacco apre troppo il piattone, pallone di alcuni metri fuori. Occasione, possiamo dire, sprecata dal Capurso, con Dammacco che aveva davvero tanto spazio per poter fare sicuramente meglio. Attenzione a Semeraro, palla per Punzi, Itria che si riversa nella tre quarti campo avversaria. Fed lascia sul posto Perri e poi arriva Lamas in chiusura. Rimessa Itria. Fuori Dammacco, dentro Nardacchione. Punzi. D'Aversa. Punzi alza questo pallone con Micoli che anticipa Semeraro. È già servito Dario Sebastian Nardacchione. Perri. Lamas. Perri. Nardacchione. Quinto minuto di gioco, sempre 0-1 Capurso Fasano contro l'Itria. Nitti. Nardacchione. Prova a stanare l'avversario, il Bulldog Capurso. Ma l'Itria è ben disposto in campo, tenendo davvero bene le consegne di mister Bruno, la compagine di casa. Ancora Fed prova a fare tutto da solo da banda sinistra, chiuso da Perri. Bello lo scarico per Lamas, ancora Lamas, Lamas si accentra, Lamas, ancora Lamas, tocco morbido ed è un grandissimo gol, quello messo a segno da Lorenzo Lamas che va ad esultare sotto lo spicchio di tifosi del Capurso. La rete che vale lo 0-2.
Rete di pregevolissima fattura, quella messa a segno da Lamas. Gol numero 28 in stagione per lui, doppietta personale oggi. Questo è davvero un grande gol. Gol che permette al Capurso di allungare il vantaggio a 2 reti. Partita lunghissima, partita qui ci aspettiamo di tutto ancora, anche per merito di Unitria che sta giocando un'ottima gara. Discapito, ricordiamo, della grande emergenza avuta le assenze per squalifica di Araujo e Marco Rosato e per infortunio di Bruno. Garofalo, Nardacchione, ancora Garofalo, apre per Lamas, Nardacchione sfrutta le dimensioni in ampiezza del Palasport Fasanese, la squadra di Chiaffarato, provare a gestire anche il possesso palla, sfruttare anche il fattore tempo, anche quelle che sono le caratteristiche di Unitria che oggi sicuramente ha qualche limite in più nella rotazione dovute alle assenze. Ricci sale palla al piede. Fed. D'Aversa. Ancora Fed, pressione di Nitti. D'Aversa chiuso da Nardacchione in fallo laterale. Fed. Ricci. La Domada. Slalomeggia tra gli avversari. La palla per Yemul Fed. Ricci. Il capitano si accentra, il tentativo respinto da Lamas, recuperato da Nitti, poi D'Aversa prova ad anticipare Nardacchione che da terra serve una gran palla per Garofalo, serzata di Garofalo, ancora il tentativo e la palla fuori. Che si è ventato da terra Nardacchione con il terzo occhio. Ha visto partire Benny Garofalo sulla banda destra. Ricci per Fed, chiede ai suoi di ruotare, ancora Ricci, c'è la Domada tutto solo in banda destra, ancora Ricci gestisce il pallone servendo Fed, Garofalo anticipa la Domada, poi lascia sul posto D'Aversa, poi bella apertura per Nardacchione, ancora Nardacchione al limite dell'area di rigore, si allunga il pallone, torna su di lui la Domada che sbaglia tutto. Garofalo centra in pieno volto Palazzo. Ricci. Pallone intercettato momentaneamente da Nitti. Dentro Perri, fuori Benny Garofalo. Mentre ci sono problemi per Nardacchione che deve recuperare uno scarpino. Anche se in realtà problemi sembrano di natura fisica per l'argentino in maglia numero 7. Eccolo inquadrato. Tenta al suo posto Dammacco. Gioco che può riprendere Punzi. Ricci. Punzi. La Domada. Punzi. D'Aversa. Ancora Punzi, lungo possesso palla questa volta da parte dell'Itria. Apertura di Punzi per Ricci da banda sinistra, lo aspetta Nitti, mentre la Domada si va a incuneare nel cuore dell'area di rigore. Ricci alla battuta del calcio d'angolo, arriva Punzi, scambio tra i due, intervento di Nitti per il secondo calcio d'angolo consecutivo in favore dei padroni di casa. La puntata direttamente verso la porta, c'è la deviazione di Micoli e quindi corner numero 3 consecutivo per l'Itria.
Arriva D'Aversa, pallone smorzato, deviato da Dammacco. Si passa ad una nuova rimessa, questa volta al laterale. Punzi. Apertura per D'Aversa. Punzi prova a fare tutto da solo da banda sinistra, lascia sul posto l'avversario, ancora Punzi cerca l'Addomada, c'è l'intervento in chiusura di Perry. D'Aversa si dimentica il pallone, poi lo recupera. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Lamas, rimessa Itria. Ricci, l'Addomada ancora per Capitan Ricci, palla per Punzi. Momento favorevole all'Itria. Sta provando il massimo sforzo alla ricerca quantomeno del gol del 2-1. Provare a rientrare in partita. Punzi in copertura sulla possibile ripartenza di Nitti, che si ferma però quasi a metà strada. L'Addomada. Ricci. Punzi. Tra le linee cerca D'Aversa. Buona uscita con i tempi giusti da parte di Micoli, che poi sparacchia via il pallone con i piedi. Itria che riparte da Valentino Ricci. Sono già volati via 10 minuti in questa ripresa, ne mancano altri 10 alla fine del match. Recupera palla Perry, determinante in chiusura Ricci. Lamas. Perry. Pressione di Fed, Perry lascia sul posto degli avversari, non il terzo. Ricci recupera palla, prova a ripartire. Ricci, c'è il fallo commesso da Dammacco. Calcio di punizione e ammonizione per il numero 10 del Capurso. Primo ammonito della gara, Vito Dammacco, così come prima infrazione commessa nella ripresa. Ricci sul punto di battuta per battere questo calcio di punizione. Fischio dell'arbitro. Parte Ricci, la palla per D'Aversa che tutto solo cicca il pallone. Applausi arrivano lo stesso da parte del pubblico di casa nei confronti, ricordiamo, del classe 2009 Andrea D'Aversa. Credo che solo questo basti per capire che momento sta vivendo D'Aversa. Minutaggio altissimo oggi, ma francamente partita giocata davvero bene. Dammacco si accentra, ancora Dammacco! Un rigore in movimento e palla però deviata in calcio d'angolo. Ancora palla in mezzo da parte di Mazzei, deviazione di Palazzo. Dammacco per Juan Perry. Mazzei, Lamas. Ancora per Mazzei, palla intercettata dalla Domada, attenzione, scontro tra la Domada e Mazzei. Arbitro che chiede l'immediato intervento in campo dei due staff. Colpo alla testa, ovviamente bisogna subito prestare soccorso agli atleti in campo come il regolamento impone. Per fortuna non sembra nulla di grave per Mazzei. Ci auguriamo sia lo stesso per Alessandro Laddomada. Non sembrava la classica inzuccata, più che altro
Le due teste probabilmente si sono sfiorate. Mazzei si tocca la parte alta della testa. Forse ad aver avuto la peggio è stato l'Addomada, che rimane ancora per terra. Arriva l'applauso da parte del pubblico di casa, che va a creare un po' di conforto per Alessandro L'Addomada. Eccolo uscire accompagnato dal medico e dallo staff sanitario Alessandro L'Addomada. Segno come giramenti di testa per il talento in maglia numero 18. Gioco che riprende, Ricci. Sale palla al piede. Punzi, Fed, ancora per Riccardo Punzi. Ricci si propone sulla banda opposta Semeraro, ancora Ricci ad aprire per Punzi, ha spazio, carica il destro, il tiro, respinto da Micoli, ancora Punzi, anticipa l'avversario, tutto regolare, secondo i direttori di gara, e poi l'arbitro ferma il gioco per assegnare un calcio di punizione, credo in favore dell'Itria, almeno la gestualità mi è sembrata quella. Vediamo se arriva anche il supporto del tabellone, così è, seconda infrazione commessa dal Capurso. E calcio di punizione a poco più di 10 metri dalla porta. Fuori Mazzei, dentro Benny Garofalo. Formare la barriera composta anche da Nicola Primavera, che adesso si stacca su indicazioni di Peppe Micoli. Punzi sul punto di battuta, arriva il fischio dell'arbitro. Parte Punzi, il tiro e la deviazione in calcio d'angolo. Ricci alla battuta del corner. Il tentativo direttamente fuori da parte di Fed. Micoli che chiede ai suoi di andare in profondità. Perri sbaglia la ripartenza. Rimessa già battuta dall'Itria. Ricci con l'esterno per Yamul Fed. Lo aspetta Mazzei lì. Il tentativo deviato da Lamas per il nuovo calcio d'angolo. Ci prova in tutti i modi l'Itria a dimezzare lo svantaggio. Palla in mezzo, c'è stata una deviazione. La palla però è terminata nuovamente in calcio d'angolo, sempre Ricci alla battuta. Palla in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Ma secondo l'arbitro c'è stata la deviazione di Nardacchione e quindi la rimessa è in favore dell'Itria. La batte Antonio Semeraro. Arriva Fed e risponde alla grande Micoli. Fendente niente male da parte di Yamul Fed. Palla che sembrava destinata sotto la traversa, vola come un gatto Micoli. Vicinissimo al gol il quintetto di Bruno. Ancora Ricci, altra deviazione. Si lamenta per i movimenti dei compagni Ricci. Fed. Supera Lamas, anche Mazzei, poi la palla viene chiusa da Perri in calcio d'angolo. Fed cerca Punzi, colto in controtempo, una palla filtrante buona però come idea da parte del numero 20.
comincia a rifiatare il Capuzzo, almeno ci prova, perché il pressing sul portatore di palla da parte dell'Itria è praticamente istantaneo. Ovviamente cerca di rubare metri anche per evitare di fare fatica. La squadra di Bruno. Perry tra due avversari, è partito Perry, ancora Perry, chiuso benissimo da Semeraro, poi arriva Mazzei a metterci un piede ad evitare la possibile ripartenza di Ricci. Riaccogliamo con piacere in campo la Domada. Arbitro ammette l'errore nella segnazione della rimessa che era in favore dell'Itria, chiede scusa, dà indicazione a Mazzei e si può riprendere il gioco. Punzi, Ricci fa sportellate con Mazzei, ma tiene possesso l'Itria. Punzi si incuria da banda destra, la deviazione di Nardacchione, palla in corner. La Domada dalle parti di Perry che mette giù il pallone indisturbato, apre sulla sinistra per Nardacchione, chiuso in maniera efficace da Punzi. Idee appannate in casa Bulldog Capurso in questa ripresa, dove dal punto di vista del possesso palla si è fatto nettamente preferire l'Itria. Ovviamente pesano non poco i 2 gol di Lamas in questa partita. Fed all'indietro per Punzi, prova a superare Nardacchione, non ci riesce, in copertura Perry dalle parti di Micoli, lancia in profondità verso Lamas, capisce tutto Ricci, attenzione un 3 contro 2, Ricci, palla per la Domada in mezzo, attenzione, c'è calcio di rigore ed espulsione per Micoli, attenzione, momento decisivo della partita. Dentro Lisco, fuori Micoli. E calcio di rigore in favore dell'Itria. Punzi alla battuta del penalty, credo. C'è anche Fed che stava bisticciando con Mazzei. Prontamente arrivano gli arbitri a mettere ordine a ciò che è accaduto in campo. Inutile che vi raccontiamo quanto sia arrabbiato Chiaffarato. E allora è il momento di Lisco che, come mette piede in campo, si trova a dover fronteggiare il penalty di Riccardo Punzi. Punzi contro Lisco. Riccardo Punzi, tiro imparabile del numero 2 dell'Itria e siamo sul 2-1. Terza rete stagionale per Punzi. Di buono per il Capurso c'è solamente che la parità numerica è stata ristabilita all'istante. E possiamo dirlo senza paura di essere smentiti. È un... attenzione, prova a ripartire Fed, fermato da Lamas. Ancora Lamas, il tiro. La palla a fondo campo. Dicevamo, un gol giunto su rigore, ma tutto sommato meritato dall'Itria per quanto prodotto in questo secondo tempo. Perry recupera sulla Domada, ancora Perry da banda destra, chiuso da Ricci. L'ultimo tocco dell'argentino del Capuzzo, rimessa Itria. 5 minuti e 45, tutti da giocare qui al Palasport Vigna Marina di Fasano.
Lamas. Primavera. Lamas. Chiuso dalla Domada. Fuori Perry, dentro Garofalo. Mentre Bruno chiede a Ricci di salire. Appena il Capurso imbandisce un'azione di gioco. Sbaglia tutto Lamas, palla per D'Aversa, chiuso dall'uruguaiano. L'ultimo tocco è di Lamas. L'arbitro ferma il gioco. C'è un cartellino giallo, credo per Nardacchione. Sì, è proprio Nardacchione che rimedia il cartellino giallo e quindi secondo ammonito nelle fila del Bulldog Capurso dopo Dammacco. Ricordiamo però pesa anche il rosso di Peppe Micoli per l'entrata sulla Domada che ha causato il calcio di rigore. Fed per D'Aversa, chiuso da Primavera. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. Questa volta è sempre di un giocatore del Capurso e quindi Andrea D'Aversa pronto a battere la rimessa per l'Itria. Fed, palla in mezzo, Garofalo determinante sulla Domada e poi D'Aversa alto. Altra occasione targata Itria. Garofalo, pressione efficace di Fed, non riesce più ad uscire dalla propria tre quarti campo il Capurso. Ha preso coraggio l'Itria. Fed, palla per Ricci. Ultimi 5 minuti di questo match. 2-1 Capurso. Fed, Ricci, D'Aversa. Ancora palla per Capitan Ricci. Fed, D'Aversa spazio sulla banda destra, lo aspetta Lamas. Serie di finte da parte di D'Aversa. Scarico per Yamul Fed che supera Mazzei. Apertura per D'Aversa. Ha spazio! Risponde presente Lisco. Corner già battuto. Deviazione di Garofalo. E allora rincorre il pallone Fed, lo mette giù e vede il da farsi. D'Aversa. Ancora si accentra lo scarico sporcato da Lamas che chiede ai suoi di salire. Un po' di difficoltà nelle posizioni da prendere. C'è D'Aversa tutto solo in banda opposta. Fuori Fed, dentro Punzi, la Domada. Spazio per Ricci, carica il destro, la puntata respinta da Mazzei in fallo laterale. Dentro Perry, fuori Primavera. Gioco che si ferma per permettere a Lisco di allacciare lo scarpino. D'Aversa la battuta, gioco che riprende. Ricci, Punzi, la Domada. Varco chiuso dalle parti di Perry, allora si ritorna indietro. Capitan Ricci per Punzi. Ricci si riprova sulla destra dalle parti di D'Aversa. Chiuso da Lamas, ma il possesso è sempre per l'Itria. Punzi, D'Aversa. Prova a superare Garofalo, lo scarico permette a Mazzei di recuperare palla. Pressione di la Domada anche su Perry. Arriva il raddoppio di Ricci, rischia Perry che poi preferisce rifugiarsi in calcio d'angolo e Ricci chiama a raccolta i suoi tifosi. Ci crede la squadra di Bruno e ha ragione a farlo. Ci sono ancora 3 minuti e 12 da giocare. D'Aversa perde palla, contropiede Lamas per il Capurso, ancora Lamas chiuso da D'Aversa. Palazzo evita anche il calcio d'angolo, è partito Palazzo, fa tutto Palazzo, il tiro! Il pallone alto. C'è per terra un giocatore dell'Itria, si tratta di Ricci.
qualche problemino muscolare per lui sicuramente, mentre Garofalo ne approfitta per predicare calma ai suoi compagni. Due minuti e 59 secondi ancora da giocare. Fuori Ricci tra gli applausi. Si riprende con Perry in possesso palla, Mazzei. Ancora Perry, alza la testa, non ci sono compagni in profondità. Prova lo stesso a servire Mazzei, anticipato da Punzi. Ancora Perry, ruba palla a Fed. Arriva la chiusura in scivolata da parte di Punzi, quantomeno si riaffaccia nella metà campo avversario il Capurso. Lamas per Benny Garofalo. Palla a metà strada tra Perry e Lamas, un mezzo rischio. Mazzei, ancora Mazzei, la puntata direttamente fuori. C'era Garofalo sul secondo palo, si è fatto ingolosire Mazzei e c'è la pausa con il time out chiamato da Bruno da Silva. Si ritorna in campo dopo il tempo tecnico chiamato dalla panchina dell'Itria. 2 minuti 32 secondi ancora da giocare in questo derby che nel secondo tempo è diventato davvero interessante. Avanti di 2 reti il Capurso, è arrivato poi il gol su calcio di rigore di Punzi, che ha riaperto in maniera ufficiale una partita che sicuramente dal punto di vista di risultato non è stata mai chiusa, ma un doppio vantaggio da parte di una squadra come quella barese, capolista del campionato, con l'Itria in difficoltà, sembrava precludere ad una ripresa di tutt'altro tenore, e invece l'Itria l'ha giocata, la partita è come accorciata. Adesso prova in tutti i modi a impattare il match. Ha a disposizione ancora 2 minuti e 2 secondi. Ricci a battere il calcio d'angolo. Palla all'indietro, arriva Punzi, pallone deviato nuovamente da Primavera. Stavolta corner dalla banda opposta, se ne occupa la Domada. Bello di Ricci, palla per Punzi. Ancora palla per la Domada, gioco che viene fermato per assegnare un calcio di punizione all'Itria e soprattutto sventolare cartellino giallo ai danni di Juan Perry. Ammonito numero 3 della partita. Capurso che sale a quota 4 infrazioni. Fuori la Domada, dentro D'Aversa nuovamente con la maglia numero 22. Mentre cominciamo a intravedere una maglia da portiere tra le mani di Bruno da Silva. Chissà che l'Itria non si giochi anche la carta del quinto di movimento in questo finale di match. Ricci sul punto di battuta per battere il calcio di punizione. Arriva il fischio del direttore di gara.
Punzi, Ricci anticipato da Nardacchione, l'ultimo tocco è di Ricci, rimessa laterale per il Bulldog Capurso. Perry, Lamas, deviazione di D'Aversa in fallo laterale. Fuori D'Aversa, dentro l'Addomada. Lamas, fermato dall'Addomada. E la maglia da quinto se la mette proprio Andrea D'Aversa. Primavera. All'indietro per Lamas, velo per Perry. Nardacchione. Palla a metà strada, dall'Addomada la recupera. A spazio centralmente, apertura per Fed. Ancora Fed. Con la spalla la devia Lisco. L'arbitro dice che non c'è deviazione, c'era sembrata netta la deviazione di Lisco. E quindi Capurso che riparte con Lamas che centra in pieno Ricci. Proteste per un presunto tocco di mano. Gli arbitri proseguono ed ecco in campo D'Aversa, quinto di movimento, e Itria che ha a disposizione 1 minuto e 11 secondi. Ricci carica il destro, la deviazione di Nardacchione, ma ancora Itria con Fed. Punzi ci prova centralmente, deviazione di Lisco in calcio d'angolo. Deviazione per mister Manghisi, anzi ammonizione per mister Manghisi, pardon. Grande risposta di Lisco sul tentativo di Punzi. Velo di Ricci, palla per Punzi, gestisce il pallone, Yamul Fed, 55 secondi ancora da giocare, tutti da vivere qui al Palasport Vigna Marina di Fasano. Ricci, Punzi, prova Punzi a fondo campo. D'Aversa va direttamente in porta su indicazioni di Bruno. Lisco cerca Primavera, lo trova. Tra 3 avversari, perde palla in favore di Fed. Poi arriva il tocco di Lamas in fallo laterale. Animi caldissimi per questo finale di partita. 38 secondi ancora da giocare. Ricci alla battuta dalla rimessa. Palla per Yamul Fed. Punzi. Guarda il cronometro. Apre sulla destra per Ricci. Punzi. Fed. Ancora per Punzi. Prova la puntata, Lisco si distende in calcio d'angolo. 11 secondi. Fed sbaglia tutto. Lamas in avanti per Nardacchione. Difende il pallone, ancora Nardacchione. Chiusura di Ricci in calcio d'angolo. 4 secondi ancora da giocare. Si fa sentire la curva di Capurso. Nardacchione, serve Punzi incredibilmente. Punzi tira la palla fuori ma non c'è più tempo. Può esultare il Bulldog Capurso che spugna il Palasport di Fasano superando per 2-1 l'Itria. Una partita che non ha deluso le attese, con l'Itria che sale con il Bulldog Capurso che sale a +8 sul secondo posto e che certifica ancora di più un primato davvero importante per l'Itria. Ovviamente una sconfitta che ci può stare, ma ha giocato una signora partita. Complimenti agli uomini di Bruno. È tutto qui dal Palasport di Fasano. Da parte di Gianluca Valente un grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata a tutti voi.